Cosa si lancia ad uno zingaro che sta affogando? La moglie e i figli? Frase shock postata su Facebook ed è bufera sul segretario della Lega Nord di Macerata, Andrea Della Pupa, nei confronti del quale più di qualcuno sta pensando a presentare un esposto per istigazione all'odio razziale. Tutto è partito sabato sera da questa foto postata sulla pagina Facebook del leghista, che ha raccolto anche 4 mi piace, ma c'è di più, perché il giorno prima nel mirino di Della Pupa era finita pure l'ex ministro Cécile Kyenge con il suo appello ad accogliere con calore gli immigrati, frase affiancata alla foto di Hitler e a quella di un soldato con un lanciafiamme. Tanto basta per suscitare una raffica di reazioni politiche di sdegno anche da parte di esponenti dello stesso partito di Della Pupa, dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, che condanna fermamente l'episodio, al presidente della provincia Leonardo Muraro, vice segretario nazionale della Liga, che dimostrò la sua insofferenza nei confronti di Della Pupa anche in occasione delle ultime amministrative a Macerata. Il segretario della locale sezione si candidò ma non venne eletto. Appena concluse le elezioni di Macerata, data la particolarità e l'effervescenza di questo segretario, ha inviato una lettera, una mail direttamente al commissario Ivano Faoro chiedendo il suo commissariamento, in quanto non svolge delle funzioni da segretario di sezione. Credo che la Lega nuova, la Lega che vuole essere propositiva, rinega certe affermazioni. Della Pupa oggi si è scusato dopo aver eliminato le immagini incriminate. Non sono razzista e non volevo offendere nessuno, né tantomeno istigare nessun altro. Se qualcuno si è sentito offeso ne sono rammaricato e chiedo scusa, scrive in una nota l'esponente del Carroccio. Ma la politica infuria. Floriana Casellato, deputata PD ed ex sindaco di Macerata, condanna senza mezzi termini le frasi e coglie l'occasione per lanciare una stoccata alla Lega, partito che, scrive la parlamentare, da anni contribuisce a diffondere un clima di diffidenza, di intolleranza e in alcuni casi di violenza quantomeno verbale. E da Della Pupa prende le distanze anche il sindaco del comune sul Piave. Lui ammette che è stato un evento goliardico, non c'è niente di goliardico in questo, non si può considerare goliardia una istigazione all'odio razziale. Espressioni esecrabili al di là di ogni limite consentito è il commento del segretario veneto della Lega Flavio Tosi, che annuncia provvedimenti disciplinari nei confronti del segretario di Macerata. Chi è dirigente politico del quarto movimento in termini di consensi a livello nazionale non può rendersi responsabile di scrivere considerazioni inaccettabili ed offensive della tradizione solidale e generosa del popolo veneto, conclude Tosi.